È un anno importante anche per l'esordio della VAR, ecco, una vostra opinione, un bilancio di ciò che è stata questa esperienza? Sicuramente la Video Assistant Referee ci ha visto protagonisti come nazione modello. Abbiamo dimostrato con la professionalità dei nostri giovani arbitri della CAN che eravamo pronti a dare uno strumento in più ai tifosi per eventualmente andare a rivedere qualche errore che, ricordiamoci, ci sta quando il calciatore sbaglia un facile gol o un calcio di rigore per esempio, e quindi anche gli arbitri sbagliano, e ecco adesso finalmente con questo strumento possiamo quantomeno andare a rivedere qualche situazione in cui, attenzione, quasi sempre l'arbitro non è che sbaglia, ma magari non è in condizioni di vedere bene, perché purtroppo il calcio oggi è molto veloce. Considerate che un arbitro di calcio oggi in Serie A percorre mediamente 17 km a partita con una velocità veramente impressionante, quindi ci può stare il momento in cui magari ha la visione oscurata e sbaglia, ed ecco adesso basta un richiamo sull'auricolare per andare lì a controllare bene e prendere la giusta decisione. Il nostro presidente Marcello Nicchi proprio in questi giorni ha fatto il resoconto e ha giudicato la VAR un esperimento riuscito, e per questo la FIFA lo sta portando ai mondiali. E ricordiamoci che nel mondo colui che sta spiegando come funziona la VAR e come utilizzare la VAR è un italiano, Roberto Rosetti, e quindi ancora una volta gli arbitri italiani sono apripista per il mondo arbitrale nel mondo.